buonasera a tutti quanti, io mi presento da me, ecco, perché tanto non è che devo presentare qualcun altro. Sono tutti soci del circolo, quindi mi conoscete. Le altre persone sono dell'Università della Terza Età, mi conoscono anche loro, quindi non è che devo presentarmi ulteriormente. E l'unica cosa che volevo avvisare chi non è del circolo è che l'attività del circolo riprenderà il secondo venerdì di febbraio con la presentazione del libro di Zoccoletto La scomunica di Celeda. Ecco, quindi una cosa molto interessante quando Celeda è stata scomunicata. Ecco, quindi anche quello all'epoca del vescovo Leonardo Mocenigo. Ecco, quindi tutte cose che sono nuove e interessanti. Io oggi vi parlerò di un personaggio, diciamo, molto importante all'epoca sua e lo è stato anche per parecchi secoli. Ecco. Poi naturalmente per motivi che esulavano, diciamo, da diverse cose, cioè soprattutto, diciamo, il periodo in cui la donna è diventata nemico, ecco, quindi il periodo anche della caccia alle streghe, eccetera, eccetera, anche quelle che erano state le donne illustri che avevano rappresentato veramente qualcosa, ecco, sono state accantonate, sono state dimenticate. Ecco. E dobbiamo dire appunto che Trotula è stata una di questi. La scuola medica salernitana si sviluppò in un contesto cosmopolitico, cioè c'erano medici di tanti luoghi, non erano solo medici di Salerno, e naturalmente raggiunse una grande fama per la bravura dei suoi medici, sia uomini che donne, e ci consegna la storia della medicina il nome illustre di Trotula di Ruggero, perché lei è conosciuta appunto come Trotula di Ruggero, celebre dottoressa della Salerno dell'XI secolo, ma anche filosofa, docente, scienziata e scrittrice. Siamo nella Salerno longobarda. Tenete presente che ad un certo punto, quando Carlo Magno, diciamo, conquista l'Italia, ecco, lui conquisterà anche, diciamo, i ducati longobardi del sud, però questi a poco, dopo la morte di Carlo Magno, si sganceranno, riusciranno a riavere una loro indipendenza. E il ducato di Benevento ad un certo punto si dividerà in ducato di Capua e ducato di Salerno. Quindi, e loro continueranno, questi principi longobardi continueranno a vivere appunto secondo le leggi dei Longobardi e a diciamo prosperare. Tra l'altro saranno delle personalità che accetteranno, diciamo, tanti stranieri. Infatti la Salerno dell'XI secolo sarà una città che avrà tanti personaggi illustri che venivano dall'Oriente, venivano dalle zone, diciamo, del Mediterraneo, quelle che sono adesso tipo Tunisia, tutte quelle zone lì, e naturalmente c'era questo continuo via vai di personaggi, soprattutto legati al mondo della medicina, che portavano naturalmente tante nozioni nuove. La prova più convincente della fama di Trotula è la tradizione manoscritta delle sue opere tradotte in volgare, che circolarono appunto per l'Europa occidentale fino al secolo XV.
Quindi le opere di Trotula erano in francese, inglese, olandese, tedesco, ebraico, pensate, irlandese, italiano e in altre lingue. Quindi pensate tutti i lavori che sono stati tradotti in queste lingue. La prima edizione a stampa del De Passionibus Mulierum risale al 1544 ad opera di Georg Krant. Quindi vedete, abbiamo già un testo a stampa nel 1544. Dopo il Concilio di Trento anche la figura di Trotula cadde nel dimenticatoio, come tante altre, solo perché erano donne, e fu vittima della misoginia imperante nei secoli successivi per venire rivalutata da De Renzi alla metà dell'Ottocento. Ecco, questo studioso di Salerno, diciamo, farà conoscere di nuovo Trotula. E c'è una strada che è intitolata Salerno, via Trotula di Ruggero, ecco, quindi l'omaggio. Trotula nacque a Salerno il 1° settembre del 1020, poco dopo il sorgere del sole. Regnava in quell'anno Guaimario III, principe longobardo, che naturalmente era famoso per aver incoraggiato i normanni a venire come mercenari nel sud Italia, e questi nel 999 avevano salvato la città dall'assedio dei Saraceni. Ecco perché voi sapete che i Saraceni facevano frequenti incursioni sul litorale tirrenico, e quindi quelli che di solito erano quelli che venivano spesso attaccate erano Salerno e Amalfi. E uno di questi guerrieri, questi 40 guerrieri nordici, era Ruggero. Lui era un illegittimo di Riccardo I, duca di Normandia, e sposa una nobile di Salerno appartenente alla stessa Fara, cioè alla famiglia dei principi di Salerno. Ecco, quindi questo normanno sposa questa nobile longobarda. La nonna materna di Trotula era Rodelinda, che era discendente da una famiglia bizantina calabrese. Quindi vedete un po' quanti sangui che si sono, diciamo, trovati in questa donna. Il padre volle chiamarla Piccola Trota come omaggio al mare, al liquido elemento che aveva portato i normanni in giro appunto per il mondo conosciuto di allora. Però l'abate Alferio al momento del battesimo la chiamò prima Maria, e quindi venne registrato come Maria Trotula di Ruggero. Ecco perché gli sembrava forse un nome un poco troppo pagano, e quindi gli ha voluto mettere vicino quel Maria. La famiglia era molto ricca, possedeva una grande villa con rigogliosi giardini e una chiesetta paleocristiana dedicata a San Giovanni Battista. L'altra nonna, la nonna Teodora, cioè la bisnonna Teodora, era la più dotta e la più importante delle mulieres salernitane, e in questo modo erano chiamate le famose guaritrici ed erboriste di Salerno, che diciamo prestavano la loro opera gratuitamente, erano molto conosciute, e anche al di fuori di Salerno venivano spesso persone a ricorrere ai loro medicamenti e diciamo alle loro cure. E questa bisnonna Teodora indicava alla piccola Trotula e le sue cugine le varie piante, il loro uso, e narrava loro miti e leggende del mondo classico, soprattutto del mondo greco. Queste donne erboriste appunto erano famosissime, queste mulieres salernitane. Raccoglievano le erbe, le tagliuzzavano, le essiccavano, ne studiavano le proprietà e soprattutto non solo l'impiego ma anche i risultati. Poi le riponevano
diciamo, nelle dispense dei monasteri. Ogni monastero a Salerno aveva una specie di dispensa dove teneva tutti i medicamenti, e a rifornire questi, diciamo, questi dispensari, questi luoghi dei monasteri erano queste mulieres salernitane. Le raccoglitrici, mentre svolgevano il loro lavoro, ripetevano a bassa voce una sorta di cantilena: terra madre, grande dea, donaci molte erbe per curare tutte le malattie. E guardate come ancora, diciamo, queste donne invocavano la dea, la grande madre, quella che era stata appunto, diciamo, la dea principale del mondo antico. Ecco. Quindi vedete, sì, si era sovrapposto il cristianesimo, però ancora, soprattutto nei riti ancestrali, restavano queste presenze antiche. Trotula iniziò gli studi nel monastero di San Giorgio, situato al centro di Salerno, alternando le ore del giorno tra la sua famiglia e lo studio appunto in questo monastero con le monache. A 10 anni parlava bene il latino classico, leggeva i libri sacri, studiava musica e canto ed aveva già notevoli conoscenze delle erbe e delle loro qualità terapeutiche. Era nel pieno della fanciullezza quando il principe Guaimario IV volle che frequentasse la corte e la sua famiglia. La sua giovane sposa, la principessa Gemma di Teano, aveva creato un laboratorio di filatura, tessitura e ricamo, e attorniata dalle sorelle, dalle cognate e dalle cugine, praticamente creavano degli abiti, degli abbigliamenti, eccetera. Quindi era una specie, un laboratorio privato che però queste nobili, queste principesse, si trovavano tra di loro, quindi avranno chiacchierato, si saranno raccontati anche i pettegolezzi della corte e tante cose. Però era un modo anche per legarsi, per restare appunto in amicizia. Difatti Trotula si legò di amicizia con alcune delle principesse, diciamo, a parte che lei era lei stessa parte, diciamo, di quella famiglia nobile, perché sua madre era stata appunto una principessa longobarda. E nel 1035 giunsero a Salerno dalla Normandia i fratelli Altavilla per mettersi al servizio di Guaimario IV. Quindi noi vedremo adesso l'arrivo appunto sempre più frequente di normanni che arriveranno nel Principato di Salerno, perché diciamo pian pianino vedremo che i principi di Salerno diciamo perderanno potere e autorità. Quando Trotula aveva 15 anni il padre morì per una caduta da cavallo durante una battuta di caccia e lei a poco modificò le strutture, diciamo, della villa di famiglia in un'infermaria. L'infermaria che cos'era? Non è, come posso spiegarvi, non è un'infermeria, è un luogo dove tutti potevano andare, diciamo, sia a Salerno che a Capua. Ecco, potremmo dire una specie di ambulatorio, ecco, dove chiunque si presentava veniva curato. Ecco, naturalmente lì arrivavano tutti gli ultimi ritrovati e anche c'erano tutte queste erbe, tutte queste cose, medicine che portavano appunto le mulieres salernitane. Con lei crea, nella villa della sua famiglia, crea questo ambulatorio, diciamo. Tra l'altro la madre era rimasta vedova, mi pare che è morta poco dopo. Lei aveva un unico fratello che ad un certo punto anche andrà a farsi frate e quindi la villa era tutta a sua disposizione. E
naturalmente in questo ambulatorio lei creerà, diciamo, un armadio dei medicamenti che man mano ingrandiva sempre più e naturalmente aveva sempre nuove medicine che lei sperimentava. Nel 1041 giunse a Salerno Edoardo, futuro re d'Inghilterra. Era famoso in tutte le corti d'Europa per la sua grandissima cultura e alla vigilia dell'incoronazione aveva voluto fare, diciamo, un giro in Europa e aveva scelto appunto Salerno perché era attratto dalla fama appunto della scuola medica salernitana. E negli ambienti culturali era ben nota la sua particolare virtù di guaritore con l'imposizione delle mani. Si pensava che solo i re possedessero tale carisma e di Edoardo si diceva che guarisse specialmente le forme reumatiche e la scrofola. La scrofola era una forma tubercolare non grave. Era anche soprannominato confessore. Perché? Perché da sempre aveva confessato la sua fede in Dio e la sua obbedienza alla Chiesa di Roma, in una Inghilterra che per un certo senso era ancora metà pagana. Ecco perché ancora c'erano i vecchi culti dell'Inghilterra ancora pagani. Trotula e Edoardo erano parenti, perché abbiamo detto che il padre di Trotula era il figlio illegittimo del duca di Normandia e nei pochi giorni in cui il re rimase a Salerno nacque tra di loro una grandissima amicizia, forse qualche storico dice un amore platonico che durò tutta la vita e loro si scambiavano corrispondenza, notizie mediche, ricette, l'invio di erbe e medicamenti dall'Inghilterra a Salerno e viceversa. E ci sarà sempre tutta la vita questo diciamo, continuo contatto tra i due. D'altra parte sappiamo che Edoardo è confessore, purtroppo ha avuto un matrimonio disgraziato e quindi forse si consolava con questo, diciamo, amore platonico. Nel 1046 fu affidata a Trotula come discepola nell'arte medica e come apprendista di fitoterapia la terza figlia del principe Guaimario IV, Sichelgaita. Sichelgaita aveva 12 anni. Noi sappiamo che in seguito lei sposerà Roberto il Guiscardo e sarà duchessa di Salerno, la prima duchessa della Salerno normanna. A quell'epoca Trotula aveva una ventina di allievi tra i 12 e i 16 anni e la principessa era la più brava di tutte e tra la maestra e l'allieva sbocciò una grandissima amicizia che durerà tutta la vita. La badessa Bisanzia del monastero di San Giorgio, dove Trotula appunto aveva studiato, nominò Trotula magistra sia delle monache che delle novizie che delle fanciulle, diciamo laiche, che venivano affidate alla scuola del monastero. E naturalmente tutte queste intendevano specializzarsi nelle arti mediche, nelle farmacie e negli ospizi anche di altri monasteri. Prima di allora le monache non avevano mai introdotto nella loro scuola una maestra laica. Ecco, è la prima volta che loro introducono una maestra laica. Poco tempo dopo Trotula fu chiamata a corte e il principe Guaimario la informò che il mese seguente avrebbe dovuto sposare Giovanni Plateario, illustre medico della scuola salernitana. Sembra che Trotula si sia ribellata a questa imposizione, al che il protomagistro Guarimpoto, quello che dirigeva la scuola medica salernitana, le disse: nessuna donna può esercitare l'arte medica se non è sposata o legata ad un monastero. Quindi a questo punto lei si trova di fronte ad una scelta. Rifiutare questo matrimonio significava rifiutare, diciamo,
il suo esercitare la medicina, il suo essere medico. E perciò ad un certo punto Trotula comprese appunto che se non avesse accettato le avrebbero impedito di esercitare la medicina e acconsentì. Lo sposo aveva 10 anni più di lei e non l'aveva mai degnata di uno sguardo. Loro si erano visti parecchie volte perché logicamente lei nella scuola ci andava, ecco, e lui non l'aveva calcolata mai. Vabbè. Plateario era un personaggio, era il primo assistente del maestro Guarimpoto e era un grosso nome nel campo medico e chirurgico e si era distinto soprattutto nelle cure della gola e nell'incisione degli ascessi tonsillari. La famiglia dei Plateari era la seconda famiglia più importante di Salerno dopo la famiglia dei principi e erano longobardi anche loro e naturalmente era una famiglia di grandissima ricchezza e prestigio. Il loro palazzo si trovava nel centro di Salerno sulla Platea, cioè la piazza maggiore, da qui il loro cognome Plateario. La suocera Giovanna era rimasta vedova giovanissima con questo unico figlio, aveva adibito un'intera ala del palazzo ad infermeria ambulatorio per puerpere e partorienti bisognosi di cure urgenti. Giovanni mise a disposizione di Trotula il suo laboratorio e la suocera la sua raccolta di medicamenti. Quindi vediamo che lei si trova anche, diciamo, nell'ambiente familiare, si trova in una posizione privilegiata perché appunto la suocera cerca di aiutarla in tutte le maniere, il marito anche, e quindi da Giovanna Trotula apprese l'arte della maieutica, ovvero l'arte dell'ostetricia, che prima, non essendo sposata, essa non aveva potuto esercitare. Quindi vedete quante limitazioni c'erano per una donna. Ecco. Quindi ci voleva molto carattere e molta determinazione per proseguire in certi campi. Il primo bambino che Trotula aiutò a venire al mondo fu il figlio della principessa Altruda, figlia di Guaimario e moglie del normanno Drogone d'Altavilla. Quando Trotula rimase incinta, crebbe in lei il desiderio di approfondire tutto ciò che riguardava la gravidanza, il parto e la cura del neonato. In quel periodo giunse a Salerno Jasmin, maestra araba proveniente dall'Università di Baghdad e chiamata a Salerno dal medico Alfano, che da anni era in comunicazione con l'Oriente e tramite sia le galere amalfitane che facevano la spola con l'Oriente e naturalmente gli portavano codici e pergamene. La maestra offrì la conoscenza da lei appresa alla scuola di Avicenna, un gigante della medicina orientale, riconosciuto universalmente come l'Ippocrate del mondo musulmano. Ecco, vedete come appunto a Salerno, nella scuola medica salernitana, arrivavano dall'Oriente tanti personaggi che portavano appunto queste conoscenze in un mondo che, diciamo, non le conosceva. Ecco. Jasmin indirizzò Trotula alla lettura dell'opera di Aristotele, il Trattato dei Governi, nel quale il sommo filosofo scienziato greco in alcuni capitoli trattava di pediatria. Io sono rimasta quando ho sentito questo fatto qui, perché non immaginavo che appunto che Aristotele si fosse interessato di pediatria. Vi erano consigli sull'alimentazione del bambino, sul modo di abituarlo ai cambi di temperatura, sui mezzi per preservarlo dalle influenze dannose e per accrescerne la robustezza del corpo. Un interessante passaggio della pergamena così diceva: i bambini non devono esercitarsi in alcuna disciplina, né in fatiche, ma devono giocare e stare in attività ludiche, onde non avvezzarsi alla pigrizia.
È utile inoltre narrare loro le favole, conversare, stimolare la loro mente con domande intelligenti, radicare nel loro spirito i sentimenti degni del futuro bravo cittadino. Tra l'altro Aristotele considerava di grande giovamento ai piccoli l'ascolto della musica e non certo di stare davanti al computer per ore, ore e ore. Nell'arco di 3 anni Trotula ebbe 2 figli maschi, Giovanni e Matteo. In seguito le nacquero 2 femmine, Giovanna e Caterina. Forse la sua vita matrimoniale, fu piuttosto deludente, non lo sappiamo, però un marito che era quasi sempre assente e che la sua professione medica portava nelle scuole mediche di tutta Europa, quindi lui c'era poco o niente. Nel 1049 la maestra Jasmin lasciò Salerno perché chiamata a dirigere l'infermeria del celebre monastero di San Lorenzo del Piano di Amalfi. Tale prestigiosa struttura monacale, era tenuta da monache appartenenti alla più alta aristocrazia amalfitana e avevano una badessa che apparteneva alla corte bizantina. Trotula perse così un'amica fedele e un valido aiuto, perché logicamente l'esperienza della medicina araba tramite Jasmin era importantissima. Dopo la morte della suocera, Trotula inizierà a scrivere i suoi metodi di cura, le ricette dei medicamenti ed anche della cosmesi, un po' per esaudire il desiderio espresso dalla defunta, ma anche perché sollecitata da più parti. L'opera della scienziata salernitana era composta da 3 trattati: il libro delle malattie delle donne, i trattamenti per le donne e la cosmetica delle donne, che in seguito saranno conosciuti solo come Trotula, quindi in un secondo tempo, più avanti, anche nel 400 e nel 500, questi 3 libri erano conosciuti tutti e 3 col nome di Trotula. La prova più convincente della fama di questa donna medico salernitana è la tradizione manoscritta delle sue opere tradotte in volgare, che circolarono nell'Europa occidentale fino al secolo XV, francese, inglese, olandese, tedesco, ebraico, finlandese, italiano, eccetera. Vi fu un'importante presenza di viaggiatori inglesi a Salerno nell'XI secolo, quando il meridione d'Italia passò sotto il dominio normanno. Ci furono inglesi che studiarono a Salerno e medici salernitani che si spostarono in Inghilterra. Ricordiamo che lo storico inglese Orderico Vitale raccontò del viaggio dello scienziato Rodolfo Malacorona a Salerno nel 1059 e del suo incontro con Trotula, che appunto lo scienziato inglese definì l'unica donna sapiente capace di tenergli testa. Ecco, quindi pensate quale grande elogio, perché Rodolfo Malacorona era considerato un luminare. Nel 1055 il maestro Alfano si recò a Firenze per presentare a Papa Vittorio II i codici dell'arte medica della scuola salernitana, insieme a vari e nuovi medicinali preparati a Salerno. La scuola era un centro di studi ad altissimo livello, ove la presenza femminile nell'ambito dei docenti e dei discepoli era un fatto regolare. Difatti in questa scuola salernitana c'erano sia gli uomini che le donne e soprattutto c'erano tanti stranieri, non è che fossero solamente gente del posto. La benedizione papale aumentò la fama della scuola ed essa divenne sempre più meta di giovani donne aspiranti all'arte medica. Nel 1061 Trotula con nipote Giovanni, 2 cugine e 4 servi si recò in pellegrinaggio in Normandia al santuario del Mont Saint-Michel. Ecco, pensate che
hanno fatto questo pellegrinaggio, si sono partiti a piedi da Salerno e si sono fatti tutta la strada su fino in Normandia, ecco, per andare al santuario del Mont Saint-Michel. In questo santuario lei ebbe calorose accoglienze da gran parte dei monaci e dei pellegrini, ma vi fu anche qualche monaco che l'aggredì verbalmente e l'accusò di sovvertire gli insegnamenti della Chiesa, che ordinava la sottomissione della donna. Naturalmente è sempre il solito leitmotiv, no? A Londra essa fu oggetto di un attentato da parte appunto di uno dei monaci che l'avevano aggredita verbalmente al Mont Saint-Michel, quindi non si era limitato solamente ad aggredirla a parole, ma aveva tentato appunto di aggredirla anche col pugnale mentre lei era andata a pregare sulla tomba di Edoardo il Confessore, appunto a Westminster. Nel suo laboratorio Trotula faceva lavori di ricerca, esperimenti botanici e prove di vivisezione sugli animali. Essa fu la prima a parlare di sterilità maschile, cosa sempre attribuita alle donne e tra l'altro era diciamo causa di ripudio nel matrimonio, perché appunto se la donna era sterile veniva ripudiata. Importanti furono le sue ricette per la cura della sterilità sia maschile che femminile, ecco perché lei fece un esperimento nella quale appunto dimostrò come la sterilità appunto in alcuni casi era maschile e non femminile e tra l'altro che poteva anche essere curata. Quando scoppiò la guerra tra il principe longobardo Gisulfo di Salerno e Roberto il Guiscardo, la scuola chiuse i battenti. Naturalmente i religiosi fuggirono perché malvisti dal principe Gisulfo a causa della protezione concessa dal Papa ai normanni. E anche Trotula e la sua famiglia dovettero abbandonare Salerno e rifugiarsi nella badia di Cava dei Tirreni, perché appunto Salerno è stata presa d'assedio e la maggior parte della gente ha abbandonato la città. Con l'avvento di Roberto il Guiscardo, Salerno assunse un aspetto nuovo, più ricco ed elegante e naturalmente la corte divenne una corte più cosmopolita, più avanzata e si ebbe la rinascita della cosmesi. Trotula aveva per esempio moltissime, come posso dire, non cosmetiche, moltissime donne saracene che erano esperte appunto nella fabbricazione di cosmetici. E naturalmente la principessa Sichelgaita, che era stata allieva di Trotula e che adesso era la moglie di Roberto il Guiscardo, quindi la signora di Salerno, fece ricostruire il laboratorio di cosmesi e di prodotti farmaceutici di Trotula, che era stato distrutto dalla guerra. In quel tempo Trotula aveva 56 anni. Il marito e i due figli continuavano il loro lavoro di docenti della scuola salernitana, perché logicamente finita la guerra, insediatosi Roberto il Guiscardo in Normanni a Salerno, la scuola aveva riaperto i battenti e sia il marito che i figli erano abili conferenzieri, tanto da essere chiamati nelle scuole più prestigiose di Europa, sia per consulti che per conferenze. Quindi loro praticamente giravano tutta Europa. Trotula però non si allontanò più da Salerno, ma rimase in corrispondenza con tutte le scuole europee che appunto le inviavano
da esaminare erbe particolari, filtri, essenze e nuovi rimedi e chiedevano il suo parere. E in questo, diciamo, con i Normanni abbiamo un'espansione, una rinascita di Salerno e si venne incrementato l'arrivo dei forestieri. Cioè mentre negli ultimi tempi della dinastia longobarda c'era stato, diciamo, cioè la Salerno non era più importante come era stata prima, ecco, con i Normanni ridiventa di nuovo importante. Difatti noi vedremo che Napoli, per esempio, Napoli non era niente, cioè Napoli comincerà ad avere importanza con la dinastia angioina, ma prima, ecco, con i Normanni saranno Salerno e Capua, le due città importanti. E per la sua opera nell'accogliere i neonati abbandonati, soprattutto dopo la guerra, c'è stata, diciamo, tantissimi neonati abbandonati, essa fu chiamata Trottola dei bambini. Era talmente grande la considerazione in cui era tenuta e la stima della sua bravura come medico, che quando il principe Boemondo, figlio del Guiscardo, fu avvelenato e si disperava di salvarlo, l'arcivescovo di Salerno Alfano chiese il suo intervento per curarlo e le concesse una speciale dispensa per poter accedere, lei donna, in questo monastero benedettino dove era ricoverato appunto l'illustre paziente. Fu grazie a Trottola se Boemondo guarì. Noi sappiamo che Boemondo era il primo figlio di Roberto il Guiscardo, che lui l'aveva avuto col matrimonio con Alberada, ecco, solamente che poi ad un certo punto, quando lui riesce a impossessarsi di Salerno, gli faceva comodo di sposarsi con la principessa di Salerno, con Sichelgaita, e allora trova non so quale cavillo, di quale consanguineità con Alberada per poter annullare il suo matrimonio e sposarsi con la Sichelgaita. Quindi diciamo Boemondo in un certo senso dava ombra al figlio che Sichelgaita aveva avuto con Roberto il Guiscardo e che poi diventerà appunto principe di Salerno. Boemondo, grandissimo personaggio, sarà appunto principe di Taranto e poi avrà una grandissima importanza nella storia delle crociate, sarà principe di Antiochia e naturalmente sarà uno dei leoni della prima crociata. È logico che dava fastidio e quindi si era cercato di eliminarlo. Qualche storico dice che appunto sia stata Sichelgaita a dare ordine di eliminarlo e che diciamo sia stata lei stessa ad un certo punto pentita ad intervenire chiedendo l'aiuto di Trottola. La figlia di Giordano, principe di Capua, altro principato appunto affine a quello di Salerno, e naturalmente di Gaitelgrima, che era principessa di Salerno, si chiamava Fredesenda e fu istruita nell'arte medica e nella cosmesi da Trottola e divenne medico e fondò appunto una infermeria, questo ambulatorio, con un laboratorio presso la Reggia di Capua, in costante comunicazione con la scuola di Salerno. Quindi vedete abbiamo la scuola di Salerno e abbiamo questa dipendenza presso appunto la Reggia di Capua. Dopo la morte del marito, Trottola lasciò il centro di Salerno dove abitava nel palazzo dei Plateari e si trasferì sul colle di San Leo. Il complesso di San Leo divenne in breve tempo una miniera di insegnamenti e novità scientifiche
e meta di tutti coloro che non riuscivano a risolvere i casi più difficili. Quindi lì andavano i medici, andavano le Moliere Salernitane, andavano tantissime persone sia di Salerno che venivano anche da fuori. Dopo aver dettato i precetti e i rimedi per le malattie delle donne, Trotula decise di scrivere anche le ricette di cosmesi e iniziò il suo testo in questa maniera. Un tempo scrivere precetti del genere sarebbe stato impossibile o addirittura scandaloso, ma ora che sono convinta che la sanità del corpo ben si accompagna con la sua cura estetica, grazie alle mie nuove acquisizioni scientifiche è giunto il momento di diffondere i miei studi sulla bellezza delle donne. E questo è l'inizio del testo. A quest'opera essa dette il titolo De Ornato Mulierum, che prendeva spunto dal testo di Ovidio Medicamina Facei, ovvero i cosmetici del viso. In questa opera Trotula scrisse di cura del viso e delle labbra, dell'igiene del corpo mediante il bagno, della cura delle mani e dei capelli, dell'eliminazione delle macchie della pelle e delle sue alterazioni, e dall'igiene della bocca e cura dell'alito cattivo. Essa donò tale opera alla nipote Giovanna, chiedendole di conservarla finché i tempi fossero maturi per la divulgazione. Trotula si spense nella villa sul Colle di San Leo nel 1097, all'età di 77 anni. Grazie. Io ho finito, Sì. C'è una domanda. Sì. Come ha fatto a sapere che gli uomini soffrivano di sterilità? E ha fatto un esperimento prendendo praticamente, so che ha preso l'urina di questo qui che praticamente cioè viene raccontato il fatto che una nobile di Salerno è andata da lei dicendole che la figlia, praticamente il marito la voleva ripudiare perché non riusciva a restare incinta e quindi chiedeva il suo aiuto. Allora lei ha fatto venire quest'uomo, l'ha visitato, poi gli ha fatto fare la pipì e metterla non so con quale sostanza, in infusione. L'ha lasciata lì al buio per non so quanto tempo e dal risultato che praticamente sono venuti fuori, mi sembra dei vermi, ecco, lei ha capito che lui aveva, non lo so perché questa è raccontata in maniera un po' così, ecco, e quindi poi lei ha fatto altri esperimenti, altre cose. Io francamente non lo so perché diciamo è raccontata, la faccenda è raccontata in questa maniera, ma si sa che lei appunto ha fatto diversi esperimenti sia per la sterilità dell'uomo che per quella della donna, quindi evidentemente avranno trovato qualcosa. Bastava che qualcuna di quelle ripudiate si fosse risposata con un altro e avesse avuto un figlio, era già la prova più lampante. Sì, però vedi, il problema era che la maggior parte di quelle disgraziate che le ripudiavano andavano in convento. Ma lo so, però qualcuna, figurati, particolarmente avvenente o particolarmente compadre danaroso. E evidentemente questo non succedeva se appunto la madre di questa qui aveva paura del ripudio, vuol dire che quando le ripudiavano le mettevano lei in cassettin e via, così era purtroppo, questo è il fatto. Ci sono altre domande? Sì, Capo era l'unica scuola in Italia. La scuola di quel tipo sì, non ce n'erano altre, almeno da quanto... No, quella è la più famosa di tutte, sì. È durata secoli. Sì. Ancora nel Medioevo, difatti, adesso non mi ricordo più il nome di quella medico donna che ha scritto appunto il trattato di ostetricia,
Tu medico lo sai? No, non me lo ricordo. Perché so che appunto c'è stata una studiosa, una medico donna della scuola salernitana che ha scritto un trattato di ostetricia, ecco, nel Medioevo, non mi ricordo se è 1240 qualcosa, però è andata avanti fino al 1400. Sì, fino al 1300, senz'altro, perché poi le università l'hanno surclassata. Sì, sì, beh, dopo è logico, ma anche perché io sono convinta che sia stato colpa anche degli Angioini, che gli Angioini non avevano tanta cura, diciamo, per quello che erano state le strutture dell'epoca normanna. Loro non hanno avuto cura per niente. E quindi può darsi che sia andata in sempre meno in decadenza. Sì, in decadenza, sempre meno, anche perché naturalmente nel frattempo erano nate le altre università, sì. E quindi era logico che, soprattutto perché anche in Francia c'erano ormai tanti più, diciamo, medici che studiavano, che facevano, e quindi la scuola, diciamo, forse aveva perso il suo... Poi era anche decentrata. E beh, adesso sì. Nasce nel periodo dove poi c'è Amalfi come Repubblica Marinara, sì, che si poi... Sì, anche perché appunto avendo Amalfi che faceva dai e vai anche con i territori del Nord Africa e dove appunto lì c'era anche per esempio Costantino l'Africano che aveva portato i testi alla scuola medica salernitana, quindi tutto quello che arrivava in materia di medicina dal Medio Oriente, da tutto il bacino del Mediterraneo, arrivava tramite Amalfi, arrivava appunto alla scuola medica salernitana, e quindi era per questo motivo che era diventata così importante. Bene signori, io avrei concluso, ci rivediamo il secondo venerdì di febbraio con la presentazione del libro di Zoccoletto, La scomunica di Ceneda. Grazie.